un territorio che mi sta particolarmente a cuore, che è quello del Parco Martiri delle Foibe e anche il porticato di Via Longheria. Ecco, quella è una zona che avrebbe bisogno di una riqualificazione, quindi un parco che dovrebbe essere vissuto il più possibile, quindi dovrebbero essere attivate dei meccanismi di cittadinanza attiva, o mettere dei giochi fissi per i bambini, mettere una casetta dell'acqua, mettere una serie di attività costanti, non so, con il ludobus tutta l'estate, insomma una serie di attività che permettano a quel parco di vivere, perché abbiamo visto che se quel parco vive, ovviamente c'è uno spostamento, non una soluzione di un problema. Questo tipo di filosofia che lei sta portando avanti è proprio quella che ha portato a questo stato e a questa situazione. Noi non abbiamo più il controllo di grandi fette di città, noi non abbiamo più la capacità di poter far rispettare la legge. Questa accoglienza diffusa ha creato i ghetti. Che ragionamenti sociologici vai a fare lì? Cosa vai a recuperare se lì è il centro propulsore della malavita? Da lì partono tutti i meccanismi. Ma stiamo parlando di un mondo che tutti noi vorremmo recuperarlo nei termini che dice lei, ma oggi non è possibile, perché chi ha preso il potere e la gestione è la malavita, con tutti gli annessi e connessi. Stanno distruggendo il vivere comune, non siamo più sicuri a casa nostra. No, sono divertita perché ogni tanto... un buffone, io sto dicendo cose serie. No, sto ridendo per non piangere, perché sono divertita dal fatto che ogni tanto penso che la Lega possa aver cambiato vestito, casacca e avere